Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Ricomincia la settimana delle dirette, oggi martedì 28 febbraio, quindi cominciamo una settimana, finiamo un mese. Come andate? Come state? Tutto bene? Bene, vi ricordo le solite cose, quindi per le persone che già hanno sentito i pipponi della Hilde non saranno una novità, ma per le persone nuove ovviamente sono le indicazioni con cui possiamo procedere appunto nell'ambito della diretta. Ricordo a tutti che do una risposta gratuita per tutte le persone che nel tempo ovviamente non è detto che riesca a dare le risposte a tutte le domande che compariranno nella diretta questa sera, però nel tempo cerco sempre di dare una possibilità a tutti, ecco che si avvicina la Pantera Bianca, una possibilità a tutti di avere una risposta. Quindi come fare per avere la vostra risposta? Dovete indicare in un unico commento, quindi evitiamo di smezzarli proprio perché non si mescolino magari con commenti che possono provenire dai 3 canali da cui trasmetto contemporaneamente, perché appunto ricordo che sto trasmettendo dai canali YouTube, il mio e quello del Marietto, e dal nostro gruppo Facebook Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Quindi magari voi non vedete la stessa sequenza di commenti che vediamo noi, quindi è importante proprio per agevolare lo sfogliare appunto dei commenti, che venga accorpato tutto in un unico commento appunto. Quindi vi ricordo, mettete il vostro nome, la vostra data di nascita, dico sempre la domanda formulata in modo chiaro. Che cosa intendo per una domanda formulata in modo chiaro? Intendo che la domanda non sia aperta a un generico cosa succederà per me nel prossimo periodo, che messaggio c'è per me. Queste sono domande che purtroppo potete fare magari a qualche canalizzatore, ma non certo alle Sibille, nel senso che più la domanda che fate è precisa e più la risposta è precisa. Le domande troppo generiche diventano difficili da interpretare, essendo proprio la domanda la chiave di lettura e di interpretazione della risposta. Quindi questo è il primo punto e non certo non importante, tutt'altro, è fondamentale. Quindi argomentate la vostra domanda, indirizzatela su un argomento preciso, mettete delle informazioni aggiuntive. Vi faccio un esempio molto brevemente. Se mi chiedete come proseguirà il vostro rapporto con o che sviluppi ci sono nella vostra relazione con, dovete anche indicare, ci stiamo frequentando da qualche tempo, vorrei sapere che sviluppi ci sono fra me e visto che Christian ha scritto buonasera fra me e Christian, uso subito il tuo nome come esempio. In questo caso cosa dovrete mettere anche? Lui è single, siamo single entrambi, ci stiamo frequentando da un po', oppure lui è già impegnato, però ci stiamo frequentando. Quindi date delle declinazioni, date delle sfumature, dei dettagli di quello che vi sta succedendo in breve. Ovviamente se la domanda riguarda anche un'altra persona dovrete mettere il nome e la data di nascita anche dell'altra persona, dico anche la vostra, quindi il vostro nome e data di nascita, il nome e la data di nascita dell'altra persona, la domanda precisa e come ho detto con qualche dettaglio. Se per esempio invece riguarda l'argomento lavorativo, anche qui indicate, specificate se state già lavorando ma cercate altro, se state lavorando aspettate una promozione, eccetera, eccetera. Oppure se state proprio cercando lavoro e siete a casa e così via. Quindi più informazioni date, più anche l'interpretazione diventa snella, scorrevole e affidabile. Bene. Mentre vedo che si stanno già collegando delle persone, che ringrazio, saluto per la partecipazione, grazie e per essere qui questa sera. Ricordo che se mettete la domanda e poi nel caso in cui doveste essere selezionati non eravate lì pronti a dire sono presente, eccomi, o una cosa del genere, non verrete, cioè la vostra domanda verrà saltata e verrà passata alla persona successiva. Quindi nel momento in cui chiamo il vostro nome, siate pronti a scrivere presente, perché c'è niente di peggio che buttare la domanda là e poi
da un'altra parte, quindi non lo trovo, come dire, carino nei confronti della disponibilità che metto qui a servizio di tutti. Quindi, siate presenti e come ho detto, prima o poi, se anche non dovessi riuscire questa sera, abbiamo altri appuntamenti. Vi ricordo appunto quali sono gli appuntamenti fissi della settimana: il martedì alle 21:15 e il giovedì alle 19. Tra l'altro giovedì rispondo in compagnia del Marietto Veneziano. Allora, vi ricordo a proposito del Marietto Veneziano che è lui in regia, che ovviamente ci accompagnerà durante la diretta, ma dietro le quinte, mentre giovedì appunto sarà presente con noi. E insieme con il Marietto da tanto tempo ormai collaboriamo e appunto abbiamo creato già dal 2015 il sito www.ilcapitano.altervista.org. Questo sito è ormai da tantissimo tempo che divulga gratuitamente la radionica, quindi molti dei materiali, dei circuiti radionici per tutti gli amanti del settore sono disponibili e raccolti in alcune dispense all'interno del nostro sito e infatti è probabilmente uno dei più indicizzati siti che divulgano circuiti radionici o su cui potrete trovare circuiti radionici. Quindi è un punto di riferimento, un sito che ormai ha raggiunto tutti gli angoli del mondo, infatti hanno scaricato le nostre dispense praticamente dappertutto, escluso, ecco, c'è solo un posto da dove non hanno scaricato, il Polo Nord, quindi probabilmente non conoscono la radionica o non siamo riusciti ad arrivare lì. Ma al di là di questo, nel sito troverete molto altro materiale, non solo di radionica e di radiestesia, ma anche di chiriologia, quindi se vi piace imparare a leggere la mano, oppure avete piacere di sviluppare un approfondimento su per esempio la meditazione, sull'ermetismo, sulla tradizione cabalistica, bene, troverete del materiale. Molto di questo materiale è stato poi sviluppato e argomentato, quindi organizzato in un percorso proprio di crescita che appartiene alla tradizione ermetico-cabalistica e che è stato pubblicato nei nostri libri. Il primo, che è uscito 2 annetti fa, qui mi trovo, eccolo qua, dovrebbe essere questo, sì. Scusate. Allora, questo è il primo in ordine, c'è la gatta che si sta facendo un viaggio con me, Introduzione alla magia radionica. Tramite, diciamo così, la radionica abbiamo combinato anche principi di magia ermetica e quindi sicuramente se vi interessa questo argomento troverete molto materiale da cui cominciare un lavoro di correzione personale. E il secondo passaggio, quindi il primo inizia un percorso di correzione della personalità, che nel momento in cui riportiamo la personalità in equilibrio siamo in grado di ottenere moltissimo già con mezzi personali gli obiettivi, raggiungere, conseguire appunto i nostri obiettivi nell'arco della vita. Ma il secondo volume invece è incentrato sulla difesa occulta, la difesa abbinata anche alla radionica, quindi c'è sia tutta la parte che appartiene alla tradizione ermetico-cabalistica a cui abbiamo abbinato anche ritualistica con circuiti radionici, quindi è un bel testo e come dire, permette a tutti fin da subito di strutturarsi un pochino, di difendersi un po'. Ma ovviamente i contributi di quello che sono i nostri lavori, la nostra professionalità non si fermano alle pubblicazioni, ma anche a tutto il materiale che troverete sul sito che ho detto, ma ricordo www.ilcapitano.altervista.org nella sezione shop, dove troverete i tanti servizi che possiamo
mettere a vostra disposizione, ovviamente in modo professionale, per quello che è lo studio delle situazioni che magari state vivendo, da cosa possono essere originate e in che modo si possono andare a risolvere eventualmente se dall'indagine si dovesse vedere il margine di intervento, ma anche e soprattutto un potenziale di sviluppo. Quindi consiglio sempre, soprattutto se andate a guardare un pochino nel sito, a cercare quelli che possono essere appunto i mezzi a disposizione, tra cui i sigilli salomonici, i sigilli di Mosè, i talismani e la ritualistica, oltre che lo studio, per esempio, legato alla vostra data di nascita, sia in chiave numerologica, sia attraverso due chiavi astrologiche, la chiave del 500 e ho ovviamente a scelta invece la lettura più classica, quella dell'astrologia tradizionale. Quindi veramente c'è moltissimo che possiamo mettere, che possiamo mettere qui a vostro servizio per aiutarvi a capire quali sono appunto le maggiori problematiche, le tendenze, gli sviluppi delle situazioni e non ultimo le indagini radiestesiche. Quindi e qui insomma il campo si estende, ma effettivamente se desiderate delle risposte, se desiderate andare a fondo di qualche situazione, se volete un consiglio di quello che possono venire come risposta, insomma, dei nostri metodi di indagine, vi ricordo che un consulto in privato costa 20 euro e ha una durata di 40 minuti, quindi siamo a vostra disposizione. Bene, direi di cominciare a rispondere. Vediamo un pochettino, ci sono un po' di persone, quindi buonasera Roberta, buonasera Alessandra, buonasera Christian. C'è un utente Facebook, qui non si vede, non si vede chi è. E purtroppo chi viene dai gruppi, in particolare dal gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, quindi se vi interessa iscrivervi al gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, chiedete di essere iscritti, inseriti, grazie. È arrivata una tisanella. Se lo desiderate, appunto, potete fare richiesta di accesso. Vi ricordo però che durante le dirette dovete dare almeno per la prima volta l'autorizzazione a StreamYard a pubblicare i vostri commenti, altrimenti si fa fatica a vedere chi siete. Quindi mi dispiace per l'utente Facebook, non sono in grado di rispondere, anche perché manca un dato, il nome dell'altra persona, va bene. Allora, sì, sceglie la regia, quindi vali tutto. Dovrò mettere gli occhiali, perché questa volta è diventato piccolo così come... Allora, buonasera Hilde, ci sarà un nuovo incontro? Barbara, 11 settembre del 73, sono single da 3 anni. Benissimo, ecco, questo è l'esempio di una buona domanda formulata bene con i dati che servono. Quindi andiamo a rispondere a Roberta e vediamo cosa ci dicono le sibille. Però, come vi ho detto prima, Roberta, dimmi che ci sei. Intanto saluto Ivan, Elvira, Fragola, che si chiama Maria, Vera, buonasera Vera, qui si chiama invece Alessia, Alessandra, insomma ci sono un po' di persone, quindi però Roberta ci sei presente, brava, bravissima, bene, benissimo. Allora, vediamo un pochettino quindi che cosa ti riserva il prossimo futuro in amore, quindi vediamo se ci sono delle cose interessanti per te, Roberta, 18 settembre del 73. Allora, guarda, il taglio vede una ricerca in corso o la possibilità che arrivi qualcosina, ma i deliranti lasciano un po', come dire, di confusione, non è mai, è sempre una situazione poco chiara, oppure persone poco convincenti o persone che sono buone solo a chiacchierare, quindi diciamo che all'orizzonte proprio nell'immediato il taglio non annuncia cose granché concrete, però vediamo.
Allora, vediamo, le sollevo un po'. Okay, allora Roberta, ma, la linea del passato è un po' affollata. Ci sono tutta una serie di figure, però femminili. Quindi, non che con questo voglia dire qualcosa, ma che probabilmente nel recente o in qualche momento del tuo passato, alcune figure si possono essere intromesse un pochino nella tua vita. Magari qualcuno, volontariamente o involontariamente può aver causato qualche difficoltà, qualche ostacolo. Io non so se tu hai una figlia un po' grande che magari però in passato non era pronta a vederti sistemare ancora, oppure, se c'è stata un'amicizia più giovane, quindi, c'è una figura, che in qualche modo veramente deve aver causato intromissioni, ostacoli, difficoltà o cercato di deviare, di attaccare, insomma non è una figura positiva che si vede nella linea del passato, e questo può avere effettivamente un po' dato pensiero, no, o comunque ti deve aver spinto a cercare delle soluzioni e come, insomma, raggirare questo problema. Allora, al presente però qualcosina si muove. La linea, annuncia delle, quindi scusami luce, ti devo mettere giù perché se no mi sposti le carte. Allora, la linea del presente annuncia delle possibilità, quindi, anche occasioni di incontri che potrebbero avere degli sviluppi e soprattutto delle situazioni che, sembrano metterti nella condizione di sistemare qualcosa. La carta del dottore può anche voler dire che potresti proprio incontrare una persona che tenderà a prendersi cura di te o magari veramente per professione svolge l'attività medica. Quindi non mi sento di escludere che magari il riferimento delle sibille sia specifico nella misura in cui desiderino aiutarti a identificare la persona. Ma vedi che, chiude con la carta del vedovo, quindi o è una persona sola, che quindi fa fatica a entrare in relazione e questo potrebbe portare appunto delle difficoltà, oppure nonostante ci sia l'occasione di sistemare alcune cose, non è detto che poi abbiano degli sviluppi. In ogni caso non sembra che possa dipendere particolarmente da qualcosa che, puoi mettere in atto al presente, quanto piuttosto, dipende da situazioni pregresse. Quindi forse potrebbe essere anche il momento di sistemare vecchie questioni. Ma cosa viene fuori? Quindi diciamo che adesso potrebbe già esserci qualche buona opportunità, ma come, annuncia il vedovo, o questa opportunità riguarderà appunto una persona sola, okay, che magari potrebbe darti aiuto o che tu potresti in qualche modo sostenere, oppure effettivamente, queste opportunità di adesso metteranno a posto delle cose, ma non avranno un seguito. Di fondo nel prossimo periodo cosa viene fuori? Quindi continuando, vedi qua c'è il vedovo e poi apriamo con le lacrime, quindi non sembra, un momento, di svolta significativo. Che significa? Che probabilmente questa situazione che sembrava mettere a posto vecchie ferite potrebbe però, causare delle altre frustrazioni e forse un senso un po' di amarezza per qualche illusione, qualche aspettativa che potevi esserti creata. Però non temere, anche se non è subito e quindi se nell'immediato potrebbe, arrivare qualche delusione oppure qualche notizia che non ti fa proprio piacere riguardo qualche figura, in ogni caso che ha un coinvolgimento con te sentimentale, il futuro però ti riserva altri incontri. Quindi nascerà un'amicizia che avrà dei risvolti sentimentali, che può diventare qualcosa di più, ma che nasce inizialmente come una bella avventura, anche emozionante, quindi sarà qualcosa che comincia con, come ho detto, con i toni dell'amicizia, ma che avrà degli sviluppi. È probabile che sia a ridosso del periodo estivo, quindi si muoverà qualcosa, Roberta. L'esito? Allora, quindi questo qualcosa che si svilupperà, e forse a ridosso o a partire dall'estate, quindi nel periodo estivo, può diventare l'occasione veramente di costruire qualcosa.
ma attenzione, alle persone che potrete avere intorno per allora, perché probabilmente ci sarà una persona in particolare, non viene detto chi. Quindi non sappiamo se sarà una rivale per te o un rivale per questa persona. In ogni caso, qualcuno che in futuro, quando effettivamente la relazione andrà stringendo verso un qualcosa di più costruttivo, potrebbe causare problematiche. Quindi o qualcuno che cercherà di spiarvi o di ostacolarvi in qualche modo. Ma ecco, devo dire che a parte questo, che comunque non è un riferimento gravissimo, anzi tutt'altro, son sempre problematiche che si possono gestire, ehm, ci sono appunto degli sviluppi sentimentali. Quindi Roberta, in bocca al lupo, perché qualcuno lo andrai a conoscere. Comunque sarà poi una persona nuova. Allora, Vera, Vera ci sei? Dimmi se ci sei. Vediamo se ce l'aveva. Vedo che poi c'è di nuovo, non so se è lo stesso o un altro utente Facebook che scrive: Buonasera, non so se riuscite a leggermi. Sì, leggerti sì, ma non riusciamo a vedere chi sei. E quindi, allora, Vera, ci sei? Sei stata scelta? Dici se sei presente, altrimenti passeremo a un'altra domanda. Vediamo se ce l'aveva. Sì, sì, ha scritto che c'è. Bravissima Vera. Allora andiamo a ripescare la domanda. Quindi, buonasera, continua il rapporto con il mio compagno Vera, 5 luglio 66, Michele 4 marzo del 63. Ok, quindi fra poco sarà anche, prego Roberta, prego, fra poco sarà anche il compleanno di Michele, quindi vediamo un pochino che sviluppi ci sono fra Vera e Michele nel loro rapporto. Vediamo un po', quantomeno nel prossimo periodo, vediamo cosa ci dicono. Ma non sembra un taglio allarmante, tutt'altro, sembra che possano esserci comunque delle importanti novità o sviluppi legati a una casa o, come dire, il segno di un qualcosa comunque di stabile. Andiamo a vedere. Mm. Ai ai. Ai. Allora Vera. Mh. Beh, da quanto tempo Vera stai con il tuo compagno? È una mia curiosità perché, vedo che nella linea del passato ci viene già annunciato o viene già raccontato un avvicinamento, un ritorno. Quindi probabilmente in passato ci sono già state, delle difficoltà e non piccole. Ehm, insomma è una linea un po' pesante, è una linea, come se riavvicinarsi, lo abbia fatto quasi sicuramente con enorme pentimento, ma che, io non so se è legato al suo carattere e quindi magari ha dei modi un po' esplosivi o tende a essere magari un po' aggressivo o dire delle ma dico a livello verbale, qui non si vedono violenze fisiche, però disgrazia deliranti, fa capire che c'è stato veramente qualcosa di pesante, non necessariamente superato del tutto. I deliranti lasciano sempre margini di confusione, anche causato da magari altre persone. Quindi c'è una situazione che parte molto in salita, ok? 14 anni. Quindi diciamo che ci sono state già ci sono stati già dei momenti difficili. La linea del presente però, e mi viene ancora più difficile dirlo, perché se già in passato potete aver avuto degli scontri, delle difficoltà, dei momenti di grande fraintendimento, e forse anche causato, da,
di verbi alterchi anche piuttosto importanti, il presente vede intrufolarsi una persona, come se ci fosse, intanto sembra che si pianga qui, causato dall'intromissione di un'altra persona nel rapporto. Quindi è una linea un po' particolare. Non so che tipo di intromissione, preferirei non pensare alla possibilità che uno dei due abbia una relazione extra clandestina, però diciamo che da come la mettono giù le sibille non mi sento di escluderlo completamente. Quindi è possibile che ci sia qualche altra persona in questo momento. Allora, cosa avviene dopo? Quindi preferirei che fosse un'altra persona per te a metterti questa confusione, perché chiaramente mi sentirei meno a disagio visto che sei tu che mi fai la domanda. Di fatto nel prossimo periodo, comunque, io ecco, non vedo rotture, quindi anche a fronte di questa prova, o della possibilità che ci sia effettivamente una persona che cerchi con ogni mezzo, no, di insinuarsi nella crisi o nelle difficoltà del vostro rapporto, comunque il rapporto è solido. Io lo vedo andare avanti, avete costruito molto e sicuramente la cosa più giusta in ogni caso è, riflettere bene sull'impegno che avete messo, anche a livello economico, quindi i tanti vincoli che avete creato. Successivamente però, ci sarà una ulteriore crisi di lui e di nuovo sembra dato dalla possibilità che, ci sia in ballo qualche altra questione, situazione che lo turba, che lo mette in difficoltà. Io quindi dipende se è lui che ha scoperto te in qualche modo o se è lui che si è andato a infilare in un ginepraio. Di fatto sarà cioè è un po' difficile, ma non vedo una rottura, non vedo una separazione, non vedo un'interruzione, almeno per ora non è così. È possibile comunque recuperare un po' la vostra intimità, ma sarà necessario magari riuscire ad andare oltre alcune situazioni, cercare di affrontarle con più serenità, magari anche delle partecipazioni, ecco, mettiamola così, condividere magari delle cose anche con la cerchia delle amicizie, con le persone a voi care, quindi cercare di coinvolgere altre persone per recuperare, per ravvivare un po' questo rapporto ed è possibile che in futuro questo avverrà. Perché ti ripeto, non vedo una rottura, però c'è stata una profondissima crisi nel passato e ancora adesso, quindi o questa persona era già presente prima e ancora non ve ne siete completamente liberati come con la gramigna, oppure comunque magari non è la stessa, c'è però un'insidia, un pericolo. Bene. Benissimo cari amici, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me questa sera, vi ricordo l'appuntamento di giovedì alle 19, vi dedicherò qualche minuto in più, quindi se non sono riuscita a rispondervi questa sera, giovedì saremo insieme al Marietto Veneziano e non mancheremo di rispondervi, vi ricordo, alle 19. Quindi grazie tantissimo, grazie di cuore. Se desiderate un consulto privato con me, il numero scorre dall'inizio della diretta, 20 euro 40 minuti. Grazie di cuore, buon proseguimento.